Telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali, saremo insieme fino alle 13:30 quest'oggi, perché poi ci sarà come ogni martedì l'appuntamento con la salute e l'ULSS 2 della Marca. Noi cominciamo subito con la cronaca, con gli aggiornamenti sulla vicenda che ieri ha sconvolto la provincia di Treviso, perché è ancora sedato e piantonato in ospedale il 57enne Ippolito Zandegiacomo, già in cura per problemi psichici, che ieri ha ucciso a coltellate l'anziana madre Maria Luisa Bazzo, detta Gina, 87 anni, al culmine dell'ennesima lite. L'uomo, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, ieri mattina all'alba si è accanito contro la madre con la quale viveva da tempo. Ha preso un coltellaccio da cucina e l'ha sgozzata lasciandola sul letto. Poi con la stessa arma ha infierito anche contro il gatto della donna. Il delitto appunto si è verificato a Conegliano, nella frazione di Parei, in una delle palazzine che si trovano lungo la strada principale via Einaudi. La signora Gina per tutto il quartiere, Maria Luisa Bazzo, era molto conosciuta e nonostante l'età avanzata era del tutto autonoma, andava a fare la spesa, viveva con grande partecipazione la vita del quartiere e della parrocchia. Il marito, Bruno Zandegiacomo, era morto solo qualche mese fa. Peraltro i coniugi erano molto noti anche nel Bellunese, dove insieme avevano gestito per diverso tempo l'albergo Bella Vista di Auronzo di Cadore. Sconvolta naturalmente la comunità di Pareddi Conegliano. Molti dei vicini di casa parlano di tragedia annunciata. Sentiamo. Lei sapeva che prima o poi la ammazzava, perché è così, purtroppo. Una tragedia annunciata, quella dell'omicidio di Maria Luisa Bazzo. L'anziana 87enne viveva nella paura. Le discussioni con il figlio Ippolito Zandegiacomo erano sempre più frequenti, a testimoniarlo anche i vicini di casa, che spesso sentivano le urla dell'uomo uscire dall'appartamento al terzo piano del condominio Castello di via Einaudi. Il disagio psichico del figlio era noto, Maria Luisa però cercava di proteggerlo tenendolo a casa. Ma lei, secondo me, noi abbiamo detto ancora, non era in grado di poter seguire queste cose qua, perché lì ci vogliono degli specialisti, delle persone competenti. Lui doveva prendere le medicine sempre. Se non prendeva le medicine lui dava di matto. E quando lui commetteva quei tiri là, lo ricoveravano e stava lì sedato, faceva la terapia dovuta con le dottoresse, i dottori, e poi quando era un po' che si riprendeva veniva a casa. Dunque la signora viveva un po' nella paura, nel terrore che il figlio le potesse fare del male? Sì. Con la morte del padre, avvenuta un mese fa, la situazione si era ulteriormente deteriorata. I litigi fra madre e figlio si erano intensificati. Maria Luisa Bazzo aveva gestito per anni l'albergo Belvedere a Auronzo di Cadore, paese d'origine di suo marito. Al figlio avevano aperto un bar per cercare di aiutarlo, impresa che non era andata a buon fine. Lui una volta aveva gestito anche il bar San Martino Conegliano, tantissimi anni fa. So che beveva. Sì, ma non era proprio cattivo dire il vero. Ma... Sì, una cosa così non se l'aspettava nessuno. No, nemmeno io, veramente, l'ho saputo adesso stamattina, nemmeno io pensavo una cosa del genere, veramente. E c'è un'altra vicenda che sicuramente sta facendo discutere in queste ore nella nostra regione. 5 anni fa aveva ucciso il padre sparandogli un colpo di pistola alla nuca, aveva solo 16 anni all'epoca. Tra qualche giorno sarà completamente libero. Superata la messa in prova, i giudici hanno dichiarato estinto il reato. Sentiamo. Aveva 16 anni e quel giorno non era andato a scuola perché aveva mal di pancia quando ha ucciso il padre, l'imprenditore Enrico Boggian, di 52 anni, sparandogli un colpo alla nuca con il fucile sottratto al nonno nella villetta di Selvazzano Dentro.
Era il 24 marzo 2017. Da allora il percorso è stato lungo per il giovane, adesso 22enne, tanto che i giudici della Corte d'Appello minorile di Venezia hanno deciso, dopo il positivo superamento di 3 anni di messa in prova, di dichiarare estinto il reato di omicidio. Un lungo percorso quello compiuto dal giovane, prima nel carcere minorile di Treviso, poi in una comunità del centro Italia, che lo ha portato, secondo i periti che lo hanno esaminato, a essere valutato in modo positivo. Cancellato reato di omicidio aggravato dalla parentela come quelli legati alla detenzione dell'arma. Il giovane adesso vive a Roma dove lavora. Nel frattempo ha completato gli studi e si sta riavvicinando alla famiglia. È stato solo uno scherzo, ha continuato a ripetere confessando il delitto agli inquirenti. La vita e la giustizia gli offrono una seconda occasione. E politica veneta e trevigiana in lutto per la morte questa mattina del sindaco di Arcade Fabio Gazzabin. Aveva 65 anni e lottava da qualche tempo contro un tumore. Prima di ricoprire la carica di sindaco, Gazzabin era stato per 25 anni braccio destro di Luca Zaia, prima come direttore generale della provincia di Treviso, poi responsabile della segreteria del Ministero dell'Agricoltura, poi ancora capo di gabinetto del governatore. Ma negli anni Gazzabin era stato impegnato anche nella vita amministrativa di Arcade come consigliere comunale, vice sindaco e attuale primo cittadino. Tanti messaggi di cordoglio affidati a post sui social, come quello dell'assessore regionale al turismo Federico Caner. Oggi perdo un amico, un militante, un grande uomo delle istituzioni. Grazie Fabio per la persona che sei stato e per ciò che hai fatto nella tua vita, un punto di riferimento continuo per noi. Oggi perdiamo una grande persona, una persona pragmatica e orientata all'obiettivo, una persona di quelle di cui si sente la grande mancanza. Io perdo soprattutto un amico, così invece l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccino, una grande persona disponibile e appassionata, un uomo del fare che ha dato tantissimo alla Marca e al Veneto nei suoi incarichi in provincia e in regione. È il ricordo del presidente dell'Anci Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte. Naturalmente su questa notizia che ha gettato nello sconforto il mondo politico trevigiano torneremo questa sera nel corso del nostro telegiornale in onda a partire dalle 19:30. Ed ora apriamo una parentesi politica perché è in corso alla Camera dei Deputati il discorso della Premier Giorgia Meloni che come sappiamo oggi chiederà la fiducia prima alla Camera e poi al Senato. Sentiamo quindi alcune parole che in diretta sta appunto del discorso che sta appunto pronunciando Giorgia Meloni. Con procedure di affidamento e di adozione garantite e oggettive, perché non ci siano mai più casi Bibbiano. Intendiamo portare a termine questo impegno. Gli italiani avvertono il peso insopportabile di città insicure, in cui non c'è tutela immediata, in cui si percepisce l'assenza dello Stato. Vogliamo prendere l'impegno di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, ma anche di riportare in ogni città la presenza fisica dello Stato. Vogliamo fare della sicurezza un dato distintivo di questo esecutivo. Al fianco delle nostre forze dell'ordine, che voglio ringraziare oggi qui per l'abnegazione con la quale svolgono il proprio lavoro in condizioni spesso impossibili e con uno Stato che a volte ha dato l'impressione di essere più solidale con chi minava la nostra sicurezza di quanto lo fosse con chi invece quella sicurezza rischiava la vita per garantirla. Sicurezza e legalità, certo, riguardano anche una corretta gestione dei flussi migratori, secondo un principio semplice. In Italia, come in qualsiasi altro Stato serio, non si entra illegalmente. Si entra legalmente attraverso i decreti flussi. In questi anni di terribile incapacità nel trovare le giuste soluzioni alle diverse crisi migratorie, troppi uomini e donne e bambini hanno trovato la morte in mare nel tentativo di arrivare in Italia. Troppe volte abbiamo detto mai più, per poi ripeterlo ancora e ancora. Questo governo vuole quindi perseguire una strada poco percorsa fino ad oggi, fermare le partenze
illegali, spezzando finalmente il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. La nostra intenzione è sempre la stessa, ma diciamo, se non volete che si parli di blocco navale, lo dico così. È nostra intenzione recuperare la proposta originaria della missione navale Sofia dell'Unione Europea, che nella terza fase prevista e mai attuata prevedeva proprio il blocco delle partenze dei barconi dal Nord Africa. Intendiamo proporlo in sede europea, attuarlo in accordo con le autorità del Nord Africa, accompagnato dalla creazione su territori africani di hotspot gestiti da organizzazioni internazionali, dove poter vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto a essere accolto in Europa da chi quel diritto non ce l'ha, perché non intendiamo in alcun modo mettere in discussione il diritto di asilo per chi fugge da guerre e persecuzioni. Tutto quello che noi vogliamo fare in rapporto al tema dell'immigrazione è impedire che la selezione d'ingresso in Italia la facciano gli scafisti. E allora mancherà un'ultima cosa da fare, forse la più importante: rimuovere le cause che portano i migranti, soprattutto i più giovani, ad abbandonare la propria terra, le proprie radici culturali, la propria famiglia, per cercare una vita migliore in Europa. Il prossimo 27 ottobre ricorrerà il 60° anniversario della morte di Enrico Mattei, un grande italiano che fu tra gli artefici della ricostruzione post-bellica, capace di stringere accordi di reciproca convenienza con nazioni di tutto il mondo. Ecco, io credo che l'Italia debba farsi promotrice di un piano Mattei per l'Africa, un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazioni africane, anche per contrastare il preoccupante dilagare del radicalismo islamista, soprattutto nell'area subsahariana. E ci piacerebbe così recuperare finalmente, dopo anni in cui si è preferito indietreggiare, il ruolo strategico che l'Italia ha nel Mediterraneo. Mi avvio a concludere, colleghi, ringraziandovi ovviamente per la pazienza. Non sarà una navigazione facile quella del governo che si appresta a chiedere la fiducia al Parlamento, per la gravosità delle scelte che saremo chiamati ad affrontare, ma anche per, diciamo così, un pregiudizio politico che spesso colgo nelle analisi che ci riguardano. Credo però che in parte sia giustificato. In fondo io sono la prima donna che arriva alla Presidenza del Consiglio, vengo da una storia politica che è stata spesso relegata ai margini della storia repubblicana e non ci arrivo tra le braccia di un contesto familiare favorevole o grazie a amicizie importanti. No, sono quello che gli inglesi definirebbero un underdog. No, quello, diciamo così, che deve lo sfavorito, no? Che per riuscire deve stravolgere tutti i pronostici. È quello che intendo fare ancora, stravolgere i pronostici. Con l'aiuto di una valida squadra di ministri e sottosegretari, con la fiducia e il sostegno di chi sceglierà di votare per noi, con le critiche che arriveranno da chi voterà contro questo governo. Perché alla fine di questa avventura a me interesserà una cosa sola: sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore. A volte riusciremo, a volte falliremo, ma state certi che non indietreggeremo, non getteremo la spugna, non tradiremo. Nel giorno in cui il nostro governo ha giurato nelle mani del Capo dello Stato, ricorreva la memoria liturgica di Giovanni Paolo II, un pontefice, uno statista, un santo, che io ho avuto l'onore di conoscere personalmente. Mi ha insegnato una cosa fondamentale, della quale io ho sempre fatto tesoro. La libertà, diceva, non consiste nel fare ciò che ci piace, ma nell'avere il diritto di fare ciò che si deve. Io sono sempre stata una persona libera, sarò sempre una persona libera e per questo intendo fare esattamente quello che devo. Grazie.
Ecco, allora ritorniamo in studio, abbiamo sentito le parole di Giorgia Meloni nel discorso con il quale chiede la fiducia alle Camere di governo e di quelle che sono le richieste dei nostri territori. Parliamo ora. Ringrazio per essere con noi Paolo Doglioni, presidente della Confcommercio di Belluno. Buongiorno Doglioni, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Ecco, il governo quindi con la fiducia di oggi, da domani inizierà di fatto insomma a avere piena operatività. Abbiamo sentito una parte del discorso di Giorgia Meloni su quelle che sono alcune delle priorità. La parte economica era prima che noi andassimo in diretta. In queste ore da più parti, no, si sono levati moltissimi appelli al governo su quelle che sono le problematiche e le priorità da affrontare con urgenza, in modo particolare dal mondo economico e produttivo. In modo particolare poi ulteriore difficoltà è emersa da parte del mondo della montagna, dalle cosiddette terre alte, specialmente in relazione alla crisi energetica. In questo senso, Doglioni, quali sono le vostre richieste, l'appello che voi fate al governo? Auguro al governo ogni successo, perché hanno vinto delle elezioni in maniera chiara e io mi auguro veramente che si possa uscire da questa situazione. Io ho chiamato nel passato, il periodo del Covid, il cocktail velenoso, proprio nella vostra emittente. Bene, il cocktail che stiamo bevendo adesso non è più velenoso, è mortale. Il Covid perlomeno aveva un vaccino, ma i folli costi dell'energia, frutto anche di speculazioni, non lo hanno. E quindi i miei associati, gli associati del commercio, del turismo, dei servizi, non possono economicamente sopportare questi prezzi. E Confcommercio Nazionale, vedete, con il presidente Carlo Sangalli, profetizza che se non ci saranno aiuti immediati e consistenti, un gran numero di attività sarà costretto a chiudere. E questo per le zone di montagna vuol dire meno servizi e maggior spopolamento, proprio quello che cerchiamo oggi di contrastare. Tra l'altro in montagna fa più freddo che in pianura. E questo vuol dire riscaldamento acceso più tempo e con costi improponibili per alberghi, bar, ristoranti, che non possono fare listini adeguati e quindi con il rischio di non poter aprire per la stagione invernale, che per noi è importantissima. Se poi aggiungiamo che 5 milioni di italiani sono in povertà assoluta e 15 milioni in povertà relativa, non possono essere chiaramente sumatori e meno soffrire di piani che avranno dei costi altissimi. E quindi al governo io chiedo di porre in maniera veloce questo. Mi auguro veramente che il nuovo governo prenda a cuore la politica della montagna, riprendendo tra l'altro velocemente il progetto montagna del passato governo, che tra l'altro con l'articolo 17 regolamentava sia i crediti di carbonio che tanto potrebbero dare al territorio montano, non costando nulla all'Italia e neppure all'Europa, sia cercando di creare attrattività per i territori montani. Ecco, Doglioni, c'è un aspetto, diciamo, che lei ha voluto sottolineare in questi giorni, no? Il nuovo governo ha istituito un nuovo ministero, il Ministero del Mare, no? Lei diceva, e la montagna? Certo, la montagna è importante, io non voglio fare polemica, anzi
il nostro senatore Luca De Carlo, unico eletto in provincia di Belluno, è un conoscitore dei problemi della montagna, anche perché è sindaco di Calazzo di Cadore e sicuramente ci darà una mano. Io auspico veramente che ci sia una governance per la montagna dichiarata e gestita dal nuovo governo. Ecco, in qualche maniera come state vivendo anche questa mancata rappresentanza parlamentare? Cioè lo sappiamo, insomma, c'è stata la riforma con la riduzione del numero dei parlamentari. Di fatto la provincia di Belluno, che aveva 3 ministri, aveva diversi parlamentari, si trova ora rappresentata da un unico senatore. La vedo male e mi dispiace perché i parlamentari che noi sapeva, vi garantisco che erano veramente bellunesi doc e lavoravano al di là del partito che loro rappresentavano per il territorio, tutti quanti. Io ho avuto maniera di frequentarli e devo dire che tutti quanti all'unisono portavano avanti il loro, con le capacità che potevano avere, quindi c'era anche un ministro, comunque 2 per la verità, anche Daniele Franco oltre a Federico D'Inca, però portavano avanti un messaggio per la politica della montagna, perché la conoscevano la montagna. E guardate, lo dico sempre, la montagna non ha bisogno di contributi eccezionali o chissà che cosa, la montagna è un presidio importante per la pianura. Se la montagna non viene aiutata, la pianura avrà sicuramente dei danni ed è per questo, oltre a tutto l'indotto turistico, che la montagna porta e che porterà sempre di più con l'aumento delle temperature. L'anno scorso la gente fuggiva, veniva da noi, qui si poteva vivere e quindi nel futuro, da quello che dicono i meteorologi, ci sarà sempre una crescita della temperatura e questa gioca a favore per noi, oltre alla bellezza dei nostri posti che sono indiscutibilmente le montagne più belle del mondo. Ecco Doglioni, siamo comunque alla vigilia dell'inverno, fortunatamente le temperature, fortunatamente almeno sul lato energetico, non su quello climatico, ma insomma le temperature di questi giorni stanno, come dire, facendo posticipare, no, le accensioni degli impianti di riscaldamento, vista la mitezza insomma delle temperature, ma certo la preoccupazione è davvero molto molto alta, no? Soprattutto in montagna per il caro bollette e a maggior ragione perché lo sappiamo tutti, no? La stagione invernale in montagna significa sci e quindi impianti di risalita, aziende altamente energivore, no? Come del resto se non dovesse nevicare lo è l'innevamento artificiale, quindi la preoccupazione di tutto il comparto della montagna è estremamente elevata in questo momento. È elevatissima. Già prima costava moltissimo fare neve e già prima costava moltissimo poter pagare degli ski pass a certi prezzi. Lo ski pass oggi, per poter mantenere in linea quello che sono i costi legittimi degli impianti di risalita, diventerebbe altissimo. Quanti possono permetterselo? Ma se non c'è l'impianto di risalita ne risente anche tutto il fondovalle, i negozi, gli alberghi, i ristoranti. È un domino drammatico. Io mi auguro veramente che si possa trovare un punto di sintesi e di interesse per il costo dell'energia. È importantissimo, ma guardate, non solo per il mio comparto, penso alle stalle, penso anche all'industria. Noi abbiamo bisogno di un costo dell'energia che ritorni dentro livelli accessibili e logici. C'è una speculazione in atto. Io credo che Mario Draghi abbia fatto veramente bene in Europa, battendo molto forte su quello che è un discorso di ritorno a un'energia a costi possibili, e sono sicuro che lo farà anche questo governo.
Lei sa, Doglioni, che a noi giornalisti piacciono particolarmente i numeri. Le varie Ascom, Confcommercio in questi giorni stanno quantificando anche, no, quelli che sono le attività, insomma i negozi, le attività commerciali maggiormente a rischio e che potrebbero addirittura chiudere. Per quanto riguarda il bellunese, avete qualche dato di quella che potrebbe essere, insomma, la prossima stagione, di come potrebbe andare? La stagione potrebbe andare bene se i costi vengono mantenuti dentro livelli accettabili, altrimenti ci sono delle difficoltà. Lo dicevo prima, mi pare che Confcommercio Nazionale dicesse che ci sono 120.000 attività del comparto commerciale e turistico a rischio, con, mi pare, vado a memoria, 350.000 addetti. Quindi la situazione è grave, anche qui in provincia da noi la stessa situazione, anzi acuita dai maggiori costi che noi abbiamo per vivere in montagna, i maggiori costi anche di trasporto. Tra l'altro noi parliamo sempre di Olimpiadi, ma guardate questi cantieri che sono fermi. Io mi auguro veramente, anche qui un messaggio forte al governo appena nato, che prenda in mano la situazione, meno burocrazia. Abbiamo bisogno di meno burocrazia e di più lavoro. Non possiamo presentarci alle Olimpiadi, che ormai sono fra 2 anni, non preparati, con delle situazioni viarie incredibilmente antiquate, e tutto è già previsto. Bisogna lavorare. La stessa cosa per l'aiuto agli alberghi e per l'aiuto a quello che è importante, che sono l'abbattimento delle barriere architettoniche per le Paralimpiadi, che verranno fatte quasi tutte a Cortina. È per quello che Confcommercio Belluno sta sponsorizzando fortemente il progetto Cortina senza confini, che è proprio l'abbattimento delle barriere architettoniche per il mondo della disabilità. Ecco Doglioni, Confindustria, anche Belluno Dolomiti, ha presentato 4 punti, diciamo, fondamentali che vengono appunto richiesti al governo affinché le terre alte non vengano dimenticate. Da parte vostra, Confcommercio, volendo proprio schematizzare e riassumere i punti focali ai quali chiedete al governo una risposta. Energia, viabilità, meno burocrazia e attenzione ai piccoli locali che sono funzionali al territorio. Il piccolo locale, le piccole attività sono funzionali in zona di montagna in maniera particolare. Se chiudono quelle, muoiono i paesi. Devono essere aiutati a vivere e a vivere decentemente. Paolo Doglioni, a proposito appunto dei piccoli negozi, ne abbiamo parlato già altre volte, no? Sappiamo quanto i piccoli negozi siano dei veri e propri presidi, no? Soprattutto a maggior ragione in montagna. Purtroppo lo spopolamento della montagna, i giovani che se ne vanno, no? Stanno in qualche maniera sempre più rendendo difficile anche mantenere un tessuto sociale in questi paesi. La fotografia della situazione al momento che voi avete. L'ha detto lei, devono essere abitati, per essere abitati devono avere servizi, ci deve essere un motivo di abitare in montagna, altrimenti la gente fugge, e quindi degli aiuti anche ai giovani. Oggi con lo smart working, con i sistemi moderni, effettivamente è appetibile vivere in un ambiente come il nostro. Guardate, quando mi alzo la mattina e apro le finestre e vedo le montagne intorno, poco inquinamento, dico sono fortunato di vivere qui, ma sono fortunato perché ho un reddito che me lo permette. Se non lo avessi dovrei muovermi, e quindi dobbiamo creare un reddito decente per chi abita in montagna. È proprio questo, e ripeto ancora una volta, mi auguro che il nuovo governo e soprattutto il nostro ambasciatore, unico ambasciatore del territorio, il senatore De Carlo, che ben conosce il territorio, possa fare qualcosa su questo.
Grazie, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno. Un saluto. Grazie a voi. Ancora, grazie. Un saluto, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Subito dopo torniamo in diretta con la prima edizione del nostro TG. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali, proseguiamo con altre notizie di cronaca, torniamo sulla tragedia che ieri pomeriggio si è verificata nel Bellunese dove un operaio ha perso la vita sul lavoro. Si tratta di Giovanni Cella Sartor, da tutti conosciuto come Gerry, una tragedia peraltro che ha destato profondissimo cordoglio nella comunità. Il padre infatti di Giovanni Cella Sartor era morto fulminato mentre manovrava una palla che toccò col braccio allungabile i figli dell'alta tensione. Un destino analogo dunque quello accaduto al figlio. L'uomo è morto in seguito al ribaltamento della palla gommata che stava manovrando per la preparazione del calcestruzzo all'interno di un'azienda di Cimagogna, alle porte della cittadina, ai piedi delle cime di Lavaredo. Le cause dell'ennesima morte bianca sono ancora al vaglio dei carabinieri di Auronzo e dello Spisal. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Santo Stefano di Cadore, di Pieve, con i volontari di Lozzo. I soccorritori hanno estratto Giovanni Cella Sartor, 59 anni, purtroppo però ogni tentativo di salvarlo è risultato vano. E restiamo nel Bellunese dopo il dramma che si è verificato ieri mattina, l'incidente stradale è costato la vita ad un giovane 21enne della provincia di Treviso, uscito di strada, è morto nell'auto nel tentativo di evitare un cervo che gli aveva attraversato la strada. Ebbene, sulla vicenda interviene il consigliere provinciale delegato Franco De Bon. Tragedia enorme, dice, urgentissimo mettere in sicurezza la strada. L'incidente è accaduto sulla 203 a Gordina. Sentiamo. Una grande tragedia veramente che ci lascia tutti quanti attoniti. Il tema è grande, è complesso, vede molti soggetti in campo. Interventi tanto per la messa in sicurezza delle strade dalla caduta massi quanto per i pericoli causati dall'attraversamento della fauna selvatica. Per quest'ultima fattispecie gli incidenti hanno raggiunto il livello di guardia praticamente almeno uno al giorno lungo le strade della Gordino e Alto Gordino, Cadore, Cortina, Feltrino e Basso Feltrino. Si tratta per lo più di investimenti di cervi e caprioli, ma le statistiche riportano anche altre specie di selvatici, quali mufloni, volpi, tassi e lepri. La tragedia di questa mattina alla Stanga richiama l'urgenza di interventi finalizzati almeno alla mitigazione del rischio. Ci siamo mossi come provincia di Belluno organizzando un incontro con i soggetti gestori delle strade, ANAS Veneto Strade. Abbiamo suggerito che bisogna fare un passo avanti. Un passo avanti rispetto al protocollo in vigore che prevede nel caso della realizzazione di opere stradali anche la presenza di zoologi e biologi, la cui consulenza risulta fondamentale per l'individuazione di passaggi faunistici. Sono attraversamenti dedicati, questi corridoi faunistici in cui con dei soprapassi o dei sottopassi, delle gallerie semplicemente, queste strutture vengono attraversate, appunto permettono il passaggio su un piano diverso rispetto a quello stradale. Un problema già affrontato in passato con strutture nuove, come accaduto durante la ristrutturazione della provinciale fra Belluno e Ponte nelle Alpi da alcuni anni, dotata di un sottopasso che ha praticamente azzerato gli incidenti causati dall'attraversamento di fauna selvatica. E si continua a discutere nel veneziano della sicurezza dopo l'ennesimo fine settimana che è stato caratterizzato dalla violenza sia in centro storico che in terraferma, con l'aggressione di domenica e l'accoltellamento di domenica e l'aggressione che si era verificata sabato notte. Sentiamo.
Sangue durante il festival al Parco Albanese di Mestre. Domenica sera verso le 23, davanti a centinaia di persone, un uomo avrebbe colpito un altro alla gola con un oggetto tagliente. Non è chiaro se un coltello o cocci di vetro. Qualcuno ha cercato di tamponare la perdita di sangue mentre venivano allertati soccorsi e forze dell'ordine. La polizia è arrivata poco dopo sul posto e il presunto aggressore è stato fermato nelle vicinanze dai militari della Guardia di Finanza e messo in stato di fermo. Potrebbe dover rispondere di lesioni aggravate, ma non è escluso che possa essere accusato anche di tentato omicidio. Il ferito invece è stato soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sconosciuti al momento i motivi del gesto, i due protagonisti della vicenda sono entrambi stranieri. L'organizzazione ha fermato l'evento. Difficilmente, hanno scritto, questo parco farà ancora parte del nostro tour in futuro. Solo la sera prima, questa volta a Venezia, in campo San Geremia, un ragazzo sarebbe invece stato picchiato per aver tentato di difendere la fidanzata molestata e presa di mira da un gruppo di persone. Tutti giovani, secondo le prime testimonianze, in preda all'alcol. Calci e pugni sul corpo e alla testa del ragazzo finché è finito a terra quasi privo di sensi. Il padre avrebbe inseguito il gruppo alla stazione dove si erano diretti dopo l'aggressione, dando l'allarme alla Polfer. E restiamo nel veneziano con l'incidente che si è verificato al porto di Marghera. Oggi 4 container sono caduti in acqua da una nave. Incidente sul lavoro al porto di Marghera, dove 4 container vuoti sarebbero caduti in acqua da una nave ormeggiata al Molo A. Una fortuna che nessuno sia rimasto coinvolto nell'incidente, che dunque non ha causato feriti. Attorno alla nave però erano al lavoro parecchie persone e dietro era ormeggiata una nave da crociera che aveva a bordo sia passeggeri che equipaggio. I container erano vuoti ma di misura grande, di 12 metri di lunghezza. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. I sindacati chiedono da tempo che il traffico merci e quello passeggeri vengano separati. Una docente di un istituto superiore di Rovigo è stata colpita da alcuni pallini di gomma esplosi da uno studente con una pistola ad aria compressa mentre stava facendo lezione in classe. L'episodio si è verificato la scorsa settimana in una classe prima dell'istituto Viola Marchesini ed è stato ripreso da un altro studente che poi lo ha diffuso tra i social. La professoressa sarebbe stata colpita 2 volte, prima alla testa, poi ad un occhio. La dirigente dell'istituto, oltre ai provvedimenti disciplinari nei confronti dei ragazzi, ha avvertito la polizia e convocato i genitori. Andiamo ora nel Vicentino con un'ondata straordinaria di controlli, giro di vite dei provvedimenti di espulsione dall'Italia di diversi pregiudicati stranieri. Un pregiudicato di 59 anni del Marocco è stato accompagnato dagli agenti della questura al centro di permanenza di Torino per essere rimpatriato con il primo volo disponibile al suo paese d'origine. L'uomo, a cui era stato revocato il permesso di soggiorno nel 2020, aveva precedenti di lesione e resistenza a pubblico ufficiale e violazione della legge sull'immigrazione. È uno dei provvedimenti decisi dal questore a seguito dell'ultimo controllo straordinario interforze effettuato nel comune di Vicenza, che ha visto impiegati una trentina di agenti. Gli uomini hanno controllato 170 persone, di cui 55 stranieri e 32 con precedenti di polizia. Ai 4 posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione in ingresso e uscita dalla città sono stati controllati 30 veicoli. Le pattuglie hanno monitorato le aree segnalate dai cittadini dove sono più frequenti i fenomeni di degrado e illegalità, verificati inoltre 6 esercizi commerciali. Al termine dell'operazione, oltre al provvedimento immediato di espulsione, il questore di Vicenza ha disposto altri 6 ordini di allontanamento dal territorio nazionale da effettuarsi entro 7 giorni per 2 cittadini nigeriani, 2 tunisini, uno della Nuova Guinea e un marocchino. Disposti inoltre 4 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza a carico di altrettanti pregiudicati ritenuti pericolosi con l'obbligo di non fare ritorno per 3 anni e 3 avvisi orali per altrettanti cittadini italiani e stranieri pregiudicati e denotati di spiccata pericolosità sociale per reati di varia natura contro la persona, contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Evade dai domiciliari e viene rintracciato dai carabinieri, accaduto nel Vicentino a Castelgomberto. I carabinieri della compagnia di Valdagno hanno dato esecuzione al provvedimento di ripristino di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino indiano.
L'uomo dovrà scontare la pena detentiva di 1 anno e 6 mesi per il reato di evasione perpetrato nel 2017. All'epoca dei fatti si trovava in regime di arresti domiciliari a Valdagno per aver compiuto una rapina con altre 3 persone ai danni di un connazionale, ma nonostante la misura restrittiva si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione. Evasione constatata nel corso dei controlli da parte dei militari dell'Arma, i quali, rintracciato l'uomo, lo avevano ricondotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. L'uomo, rintracciato il 21 ottobre a Castel Gomberto dai militari della stazione di Trissino, è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza per espiare la pena prevista. Ed ora andiamo a Venezia, a Palazzo Balbi, dove questa mattina c'è stata la conferenza stampa per presentare la firma di un protocollo regionale volto alla individuazione dei siti per l'installazione di impianti di energia alternativa in collaborazione con GSE. Sentiamo quindi un estratto della conferenza stampa con il presidente della Regione Veneto Zaia e l'assessore alle attività produttive Roberto Marcato. Allora, volevo innanzitutto dire che oggi si firma un protocollo importante per l'amministrazione, che è un protocollo che si rifà a quello che noi, fra l'altro questa firma l'abbiamo progettata e programmata per oggi e veramente lo facciamo con molto piacere. Ringrazio il dottor Ripa Di Meana di essere qui assieme alla delegazione che lo accompagna. Ecco, vi ricordo che noi abbiamo fatto una legge per il fotovoltaico che è il numero 17 del 22. La legge sostanzialmente ha la necessità di identificare aree idonee e aree inidonee per le rinnovabili, il che significa che noi dovremo andare a identificare tutti quei siti che potrebbero essere, dedicati alla produzione di energia rinnovabile. Fra l'altro nel marzo del 2022 abbiamo, con una delibera che ha portato l'assessore Marcato, si è dato mandato all'assessorato di redigere il nuovo piano energetico regionale, il quale ovviamente scandaglia e programmerà fonti energetiche di diverse origini per la produzione di energia a livello regionale. Quindi questa collaborazione di GSE, e quindi oggi la firma, si inserisce proprio in questo contesto. Da un lato la nostra legge sul fotovoltaico, che vi ricordo che non è stata impugnata a livello nazionale, e dall'altro la necessità di fare una pianificazione energetica rispetto alle rinnovabili, identificando ad esempio tutte quelle aree che possono essere idonee. Penso alle cave, alle aree dismesse, ai siti oggetto di bonifica, agli impianti industriali. Dopodiché parlerà l'assessore e il dottor Ripa Di Meana. A me interessa dire che entro 60 giorni questo protocollo ci permetterà, grazie a un'attività di un comitato di coordinamento, di presentare già un programma operativo. Cosa significa? Significa che oltre a identificare le aree, con GSE parleremo anche di un'attività di accompagnamento, la formazione. Peraltro loro hanno già formato oltre 1300 tecnici delle nostre amministrazioni per 270 comuni, ma anche tutto quello che è riferimento delle rinnovabili rispetto al PNRR, e quindi direi che questo è un accordo che a 360 gradi è unico nel suo genere e ci permetterà di guardare sempre più da vicino quello che noi definiamo l'autonomia energetica, chiamiamola anche sovranità energetica, chiamatela come volete, ma la volontà di pensare di essere sempre meno dipendenti da fonti esterne. Passare la parola all'assessore Marcato e poi chiude il dottor Ripa Di Meana. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. È un momento importante perché la firma di questo accordo ci consente di fare un piano energetico che sia davvero significativo per il Veneto. Ricordo che noi abbiamo già un piano energetico. Questo è il nuovo piano energetico che tiene conto evidentemente di tutto quello che è successo e sta succedendo non solo nel nostro territorio ma in tutto il mondo. Ricordo anche, perché è giusto farlo, che l'Europa ha messo degli obiettivi in tema di energie rinnovabili e al 2020 noi abbiamo doppiato esattamente l'obiettivo che era stato messo per la Regione Veneto per quanto riguarda la parte di energie rinnovabili da mettere in disponibilità. Quindi sono più del doppio rispetto all'obiettivo che c'era stato dato. Ovviamente noi vogliamo puntare ad avere, come diceva il Presidente, l'autonomia energetica e quindi di lavoro ce n'è molto da fare.
I prossimi step sono al 31 di ottobre dovrebbero arrivare tutte le osservazioni, dopo di questo andremo a novembre in VAS, arriveranno poi, faremo le consultazioni con il territorio e poi porteremo il piano in giunta, io spero fine gennaio, ai primi di febbraio. Le linee su cui noi stiamo lavorando sono ovviamente il fotovoltaico, come ricordava il Presidente. Non possiamo sviluppare più di tanto l'eolico perché, come sapete, noi insistiamo su un bacino aerografico chiuso dove non c'è ventilazione, ma stiamo valutando la possibilità di fare l'eolico offshore, tenendo conto della nostra morfologia, tra l'altro anche di un aeroporto che è qui, e quindi insomma ci sono tutta una serie di dinamiche che vanno verificate. Ma queste sono le energie su cui noi di fatto puntiamo. Abbiamo fatto una legge di promozione delle comunità energetiche, che sono uno strumento che, se davvero si capisse la potenzialità, dovremmo farne una al giorno, perché di fatto la comunità energetica consente a un borgo, a un condominio, a un'area artigianale, a un'area industriale di autoprodursi tutta l'energia di cui ha bisogno. Quindi questo è uno strumento straordinario, lì abbiamo messo delle risorse per la promozione, ma nella nostra programmazione FESR abbiamo individuato 10 milioni di euro a fondo perduto per la costituzione delle comunità energetiche. Quindi queste sono l'idroelettrico, come sapete noi l'abbiamo praticamente sfruttato tutto in Veneto, tutto, quindi i compiti per casa noi li abbiamo fatti. Potremmo lavorare nei revamping, cioè nel migliorare gli impianti già esistenti e sviluppare qualcosa in più, ma è limitato a questo. Queste sono le direttrici su cui noi stiamo lavorando, ed è del tutto evidente che l'accordo di oggi dà ulteriore qualità al piano energetico che ci apprestiamo a fare. Grazie. Ecco, quindi questo l'estratto della conferenza stampa di questa mattina su questo importante protocollo per l'energia che è stato siglato appunto a Palazzo Balbi, ma continuiamo a parlare di risparmio energetico con particolare riferimento alle scuole, perché il Comune di Padova ha inviato una lettera a tutti i dirigenti degli istituti padovani. Per parlare di questo ci colleghiamo con Chiara Gaiani. Buongiorno Chiara. Buongiorno ai telespettatori, ringrazio Cristina Piva che è assessore alle politiche educative e scolastiche del Comune di Padova. State predisponendo una lettera da inviare a tutti i dirigenti delle scuole del Comune. L'oggetto è ancora una volta il tema e la grande preoccupazione legata all'aumento dei costi dell'energia. Che contenuto ha questa lettera, assessore? Beh, noi partiamo dall'idea che le scuole intanto sono tantissime, noi ne abbiamo più di un centinaio tra asili nido e scuole statali da gestire, ed è logico che è una fonte energivora, per cui dobbiamo in qualche modo contenere le spese. Quello che non vogliamo assolutamente fare è tagliare sull'erogazione ai ragazzi, perché hanno già subito anni di lockdown, di privazione della socialità, e quindi è assolutamente impensabile di tagliare sulle attività scolastiche per i ragazzi. Quello che possiamo fare è pensare delle modalità nuove o più razionalizzate delle riunioni, degli interclassi, dei contatti con i genitori, che potrebbero essere fatte in maniera diversa. È difficile da parte nostra poter dire come fare, però so che ogni istituto che è particolare può avere una modalità che può essere effettuata con un minimo sforzo, pensando anche perché a questi risparmi che devono essere comunque fatti. Ascolti, quindi l'invito è a portare a distanza quelli che non sono i momenti di incontro con i ragazzi, quindi a me viene in mente il consiglio di classe oppure anche il colloquio con i genitori. Sì, noi pensavamo proprio a questo. Logicamente ci sono degli incontri che devono essere fatti in persona, in presenza, però ce ne sono altri che possono essere fatti anche a distanza
o al limite portare tutte in uno stesso edificio riscaldato, quelle riunioni di incontro fra team che si fanno solitamente in scuole diverse. Perché in effetti, ricordiamolo, per chi non avesse ragazzi all'interno del mondo della scuola, gli istituti comprensivi, soprattutto in questi ultimi anni, comprendono anche più plessi scolastici. Sì, l'istituto comprensivo ha a volte 1 o 2 scuole secondarie di primo grado e 3-4 scuole primarie, a volte anche delle scuole dell'infanzia statali. Noi pensavamo che una razionalizzazione potesse essere fatta per quanto riguarda gli organi collegiali e gli incontri di lavoro proprio singolarmente come una situazione tagliata su misura. Avete fatto siamo ormai insomma alla fine di ottobre, un conto di quanto possono costarvi, insomma di quanto vi stanno costando, di quanto stanno incidendo sul bilancio del Comune gli aumenti? Beh, guardi, le bollette sono quadruplicate, per cui abbiamo costi che si contano a milioni, non certo a migliaia. Si parla di una spesa complessiva, non solo del riscaldamento eccetera, ma complessiva di quello che è il funzionamento del Comune sui più di 20 milioni di euro. Ecco. Parlando anche di casa comunale, so che avete anche invitato tutti i dipendenti e sono davvero tantissimi, sono più di 1000 se non sbaglio, i dipendenti del Comune di Padova a fare dei risparmi. Beh, certo, anche noi in prima persona lo dobbiamo fare per una coscienza civica, prima di tutto, non utilizzare per esempio fonti di riscaldamento alternativo, la stufetta o cose del genere, spegnere le luci quando non serve, cercare di razionalizzare proprio al massimo le fonti energetiche. Ecco. Ascolti, sembra però che quasi insomma il tempo stia sostenendo i comuni, questo ottobre mite vi permette comunque di procrastinare, di portare in avanti l'avvio dei riscaldamenti. Sì, certo. Un'accensione che era prevista di norma intorno al 14 di ottobre è stata portata prima al 22, adesso cerchiamo di tirare proprio fino a venerdì prossimo, poi ci sarà questo piccolo ponte e potremo accendere già il 3 di novembre, sempre che non ci sia una progressione di questa stagione anomala che davvero sì, in questo momento ci sta dando una mano, ma non è che ci soddisfi molto. Ecco, allora ringraziamo davvero l'assessore Piva, non so se ci sono altre domande da studio, altrimenti da Padova restituisco la linea. Grazie a Chiara Gaiani e all'assessore per questo collegamento. Noi dicevamo del governo, abbiamo sentito prima la parte finale appunto dell'intervento della Premier Meloni nel giorno della fiducia e proprio a questo è dedicato il nostro sondaggio di oggi con l'aiuto della grafica, lo vediamo insieme. Meloni, impegno per bollette, rinviamo altro. È giusto? Quindi questa è la domanda alla quale vi chiediamo di rispondere con una telefonata ai numeri che vedete in sovraimpressione. Se per voi è giusto, il numero è lo 0422 162 6691, se per voi non lo è, il numero è lo 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita, è sufficiente appunto effettuare lo squillo affinché venga registrata la vostra preferenza. Come sempre il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring, la nostra trasmissione di prima serata condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, in onda in diretta a partire dalle 21:15. E a proposito di governo, di nuovo governo, il neo ministro alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, ieri sera ha partecipato a Palazzo Giacomelli a Treviso nella sua prima uscita pubblica alla presentazione del libro Volti e Storie. Efficienza e accelerazione dei processi, le priorità, ha detto Nordio, ma è fondamentale anche risolvere il problema della carenza di organici nelle procure e nei tribunali. Sentiamo.
Prima uscita pubblica da ministro nella sua Treviso per Carlo Nordio, accolto a Palazzo Giacomelli dalle più alte cariche civili e militari della città. Ai giornalisti che lo attendono ribadisce quelle che sono le sue priorità per la giustizia. Sono quelle dell'efficienza della giustizia, l'accelerazione dei processi, il mantenimento e il potenziamento delle garanzie individuali, la certezza della pena intesa come diciamo il garantismo inteso come certezza sia dell'esecuzione della pena sia della presunzione di innocenza. Efficienza ed accelerazione della macchina della giustizia, che significa anche intervenire sulla carenza di personale che affligge tanti tribunali, a cominciare proprio da quello di Treviso. Quindi il primo obiettivo, almeno per quanto posso intervenire, è quello proprio di rendere più efficiente la giustizia, colmando gli organici e anche semplificando le procedure, in modo da anche incentivare gli investimenti, perché il ritardo dei processi civili e penali ci costano un 2% di PIL. Io ho già detto che sono favorevole alla separazione delle carriere, che è consustanziale al processo accusatorio anglosassone voluto dal ministro Vassalli. Naturalmente gran parte è già stato attuato dalla riforma Cartabia, perché di fatto le funzioni oggi sono molto separate, però la separazione netta può essere attuata, secondo me, come quella del Consiglio Superiore della Magistratura, solo attraverso una revisione costituzionale. Il ministro è intervenuto alla presentazione del libro Volti e storie di Domenico Basso, che tra le altre racconta anche la storia del magistrato trevigiano, ora ministro. Tanti personaggi che avevano delle storie da raccontare, oltretutto anche con una certa umiltà, con una certa disponibilità, e quindi ho pensato che fosse anche bello poterle raccontare e poi queste storie possono anche diventare un esempio per altre persone. Uno dei problemi che il nuovo governo si troverà ad affrontare tra i tanti è anche quello che tanto sta facendo discutere e arrabbiare i piccoli comuni del Veneto, legato ai finanziamenti del bando per la rigenerazione urbana destinato appunto ai piccoli comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, poiché appunto tutti i comuni veneti, ma anche tutti quelli del nord Italia, sono stati esclusi a favore invece dei comuni del Sud Italia. Mario Conte, presidente dell'ANCI, ha già chiesto di incontrare il neo ministro all'economia Giorgetti. Adesso si è appena insediato il nuovo governo e chiederò subito appuntamento al ministro Giorgetti per intervenire su questo bando, ma soprattutto per programmare quelli futuri. Il Veneto non molla sui fondi per i piccoli comuni deviati tutti al centro-sud Italia e punta a far cambiare i parametri di assegnazione penalizzanti non solo la nostra regione, ma quasi tutto il settentrione. Parliamo di una discriminazione amministrativa che vede il Veneto completamente cancellato dalle graduatorie. 439 i progetti presentati, 0 quelli finanziati. Capite che di fronte a un'esclusione così forte non possiamo rimanere silenti, perché quell'indice di vulnerabilità sociale che oggi esclude costantemente i comuni del nord venga tolto definitivamente dalle graduatorie degli altri bandi. Nessuna guerra tra territori, chiarisce Conte, ma una visione diversa dell'Italia. Noi guardiamo al presente ma soprattutto al futuro, nel senso che sogniamo davvero un paese, il paese Italia, che sia un paese meritocratico dove i comuni virtuosi, le realtà virtuose facciano da traino per quelle realtà che magari sono maggiormente in difficoltà. Oggi invece in Italia succede esattamente il contrario. Torniamo a parlare dell'autonomia del Veneto. Sentiamo nel prossimo servizio le voci di alcuni sindaci del Vicentino. Faccio appello al nuovo governo affinché finalmente dia risposta all'esigenza di autonomia del Veneto. Un quinquennio di attesa è veramente un tempo impensabile nella politica dei nostri territori. C'è stato un referendum votato da stragrande maggioranza dei veneti e ad oggi tutti i governi passati hanno disatteso questa volontà. È una volontà popolare che a mio avviso deve essere rispettata. Se pensate che proprio ieri abbiamo ricevuto la notizia che relativamente ai fondi PNRR
inerenti la rigenerazione urbana e riservati ai comuni sotto i 15.000 abitanti, i comuni del nord Italia hanno avuto 0 euro. La proiezione della sostenibilità dei comuni virtuosi, così come siamo definiti noi che riusciamo a gestire bene i nostri comuni, nella proiezione è messa veramente a rischio. Purtroppo in questi 5 anni non abbiamo visto risultati concreti, solo parole, auspici, attese, vane, tanto da rendere quasi fuori dalle aspettative dei nostri concittadini questa importante riforma. Per fare una battuta, Grisignano ha già la propria autonomia per certi versi, considerando che all'Uni del Soco noi facciamo la fiera franca. Al di là di ciò, Grisignano, ma il Vicentino in maniera particolare che detiene questo record, ma vorrei dire il Veneto, si aspetta proprio questa prospettiva. Sono passati 5 anni e speriamo non arriviamo al 6º. Oltre 4.600 posti di lavoro in meno da ottobre a dicembre rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, segnali preoccupanti dall'indagine di Union Camere sulle intenzioni di assumere da parte delle imprese trevigiane. Crollo delle assunzioni nella Marca, 20% in meno nell'ultimo trimestre rispetto all'anno scorso. L'indagine di Union Camere sulle intenzioni di assumere delle imprese trevigiane preoccupa e non poco, segno di un sistema economico in difficoltà a causa della crisi energetica e del rincaro dei materiali spesso pure introvabili. Abbiamo una frenata, questa frenata purtroppo ci preoccupa perché è una frenata non dovuta a problemi di carattere locale o che è una frenata che vede tutto il sistema paese. Seconda regione per export in Italia, con un'esportazione del 50% della produzione, il Veneto continua ad essere il traino dell'economia nazionale, ma i segnali di preoccupazione sono evidenti. L'occupazione è la prima che ne trae dei svantaggi, perché le imprese non fanno investimenti, anche perché non ci sono programmi a lungo termine. Di qui le richieste al nuovo governo. Noi ci aspettiamo che il governo quanto prima entri nel merito delle difficoltà che stiamo attraversando, i costi energetici che sono altissimi, l'aumento delle materie prime dovuto alle speculazioni, la riforma fiscale, la riforma della giustizia, perché anche la giustizia ha un suo comparto, e poi la burocrazia. La burocrazia è un peso importantissimo che rallenta, e le infrastrutture. Vola la spesa nel carrello dei vicentini, sul podio dei rincari pane, verdura, bevande analcoliche. L'inflazione a Vicenza registra un più 9,2%, dato superiore rispetto alla media nazionale. Dal pane alla verdura, alle bevande, al caro bollette, non si arresta la corsa dei prezzi. L'inflazione a Vicenza registra un dato superiore alla media nazionale. L'indice dei prezzi al consumo segna una variazione del più 9,2% a settembre 2022 rispetto allo stesso mese del 2021. Carrello della spesa che si traduce in salasso. La voce prodotti alimentari e bevande analcoliche registra, dati dell'Ufficio Statistica del Comune relativi al mese di settembre, una variazione annuale del più 12%, dove il dato in maggiore aumento congiunturale è quello dei vegetali. Ma il balzo dei prezzi colpisce trasversalmente, basti pensare che un chilo di pane fresco costa in media 4,37 €. Sul latte sì, tanto, e anche sulla frutta e verdura. 3,50 € adesso ho preso un mezzo chilo di spinaci. Basta? E invece quanto li pagava? Ma molto meno. Tutti i tipi di frutta. Frutta e verdura, pasta, pane. E posso dire non è alimentare, però la carta igienica ha avuto un balzo incredibile. Carta a casa, carta igienica, sacchetti, un 20% in genere. E poi ci sono le bollette. La voce abitazione, acqua, elettricità e combustibili registra a settembre una variazione annua del più 34,4%. Ah beh, bollette non sai che ne parla, qui c'è paura, mi arriva l'altro giorno. Raddoppiate? Anche di più. Ecco, allora abbiamo sentito queste le voci dei vicentini sui rincari. Vedo che ora si è collegato, e lo ringrazio per essere con noi, l'assessore Francesco Calzavara, assessore al bilancio della Regione del Veneto. Buongiorno assessore.
No, è caduta la linea. Allora vediamo se riusciamo a ricollegarci nuovamente con l'assessore Francesco Calzavara. Intanto vediamo questo servizio che ci arriva da Padova relativamente all'evasione fiscale. Sono arrivate diverse segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate da parte del Comune di Vigo d'Arzere, appunto, che negli ultimi 5 anni ha recuperato 700.000 euro di tributi evasi. 007 a caccia dei furbetti dei tributi nel nome di onestà ed equità. Dal 2016 l'Ufficio Tributi del Comune di Vigo d'Arzere ha attivato una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate che gli ha permesso in 5 anni, dal 2017 al 2021, di incassare quasi 700.000 euro. Grazie al controllo capillare delle posizioni di tutti i contribuenti, gli addetti hanno presentato segnalazioni puntuali all'Agenzia delle Entrate che verifica il pagamento da parte di imprese e cittadini delle quote dovute di IMU e TASI. Le cifre recuperate sulla base della convenzione sottoscritta da Vigo d'Arzere, ma anche da altri 9 comuni del Padovano, vengono incamerate direttamente dalle casse municipali. 3.631 gli avvisi di accertamento emessi in 5 anni per un totale di oltre 1.600.000 euro di crediti da recuperare, dei quali già 700.000 sono tornati nelle casse del Comune. Soddisfatto il sindaco Adolfo Zordan, che ha spiegato che le risorse vengono impiegate per il welfare e il sostegno ai cittadini in difficoltà. La proposta del liceo artistico di Treviso e di un pool di avvocati per l'istituzione di un regolamento per le carriere alias degli studenti, per quei ragazzi e quelle ragazze, cioè che sono in fase di transizione di genere, non trova applicabilità con il sistema scuola. Sentiamo. Di sicuro le scuole non possono modificare gli atti ufficiali, questo è un paletto, un punto fermo, quindi tutto ciò che è documentazione, certificazione formale sulla carriera dello studente non può essere modificato se non con la modifica effettiva del sesso della persona. Ovvero il registro non si tocca. Interviene la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Carmela Palumbo, sulla proposta lanciata dal liceo artistico di Treviso insieme ad un pool di avvocati di istituire un regolamento per le carriere alias che aiuti i ragazzi e ragazze che stanno vivendo un momento di transizione. Un passaggio che ad oggi non è contemplato dal sistema scuola italiano. Nel nostro ordinamento ciò che è disciplinato è il cambio di sesso e tutto ciò che consegua il cambio di sesso, quindi in termini di modifiche anagrafiche e quant'altro. Il periodo cosiddetto fluido, diciamo, della fluidità, non ha una disciplina. Di errore ideologico parla l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per la quale la carriera alias rappresenta una forzatura che non aiuta i ragazzi a risolvere e chiarire questo momento di dubbio e transizione. Questa posizione molto ideologica porta solo allo scontro senza senso anche di tipo istituzionale. La scuola, oltre appunto a accompagnare nella crescita, deve accompagnare nel rispetto delle regole. L'esponente di Fratelli d'Italia applaude invece alla citazione al merito nella nuova dicitura del Ministero dell'Istruzione, un segno di un governo, aggiunge Donazzan, finalmente politico. Questo governo, che ha una forte connotazione culturale, ha ribadito con chiarezza che non ci può essere istruzione senza meritocrazia. Ecco, abbiamo ora in collegamento l'assessore al bilancio della Regione del Veneto, Francesco Calzavara. Buongiorno Assessore, grazie per essere con noi. Buongiorno. Allora, addizionale IRPEF, veniamo subito al nodo cruciale della questione, no? Domani è previsto questo incontro voluto anche dal Presidente della Regione Zaia con le categorie e i sindacati. Innanzitutto, perché la vostra idea, insomma, sarebbe quella di reintrodurre questa tassa? Ma devo dire che c'è un equivoco di fondo da questo punto di vista, no? Perché questa idea che nasca dal Presidente Zaia alla reintroduzione dell'IRPEF non corrisponde a verità, nel senso che nel precedente tavolo di partenariato nel quale si parlava di PNR e delle comunità energetiche in particolar modo,
alcuni componenti del tavolo hanno evidenziato le difficoltà che alcuni settori dell'economia e delle famiglie, della società civile del Veneto molto probabilmente avranno nel corso delle prossime settimane se continuerà queste difficoltà di carattere energetico, di materie prime, e hanno messo sul tavolo una discussione se è arrivato il momento o meno di introdurre per la prima volta dopo 12 anni l'addizionale IRPEF. Noi come assessorato al bilancio facciamo ogni anno la proiezione di quello che potrebbe essere il gettito e lo abbiamo spiegato in maniera molto, molto semplice. Da lì è partita una discussione che poi si è allargata anche nei giornali, nella televisione, però ad oggi noi non abbiamo nessuna indicazione nell'applicare l'addizionale IRPEF. Proprio domani presenterò in prima commissione il bilancio che è stato approvato il 16 di agosto dalla Giunta Zaia, che non prevede nessun tipo di addizionale. Poi nel corso di questi mesi le situazioni sono un po' complicate, io credo che domani insieme con le associazioni di categoria e con i sindacati che rappresentano tutto la società civile e imprenditoriale del Veneto, se dovesse emergere una necessità, una volontà di applicare l'addizionale, dovrebbe essere largamente, se non in maniera unanime, condivisa. Ecco, quindi una sorta di cornice, possiamo dire, no? Questo incontro di domani, all'interno della quale poi si vedrà se decidere se applicare o meno, insomma, questa tassa. Ma qualora si decidesse per il sì, Assessore, vogliamo un po' quantificare quanti soldi sarebbero, chi la andrebbe a pagare, poi soprattutto questi soldi a che cosa sarebbero destinati? Allora, la manovra si pone come obiettivo raccogliere circa 300 milioni di euro, che è grosso modo quello che raccoglie una regione simile a noi, sulla quale facciamo anche del benchmark, dei confronti, che è l'Emilia Romagna. Nelle proiezioni che abbiamo fatto noi per raccogliere questi 300 milioni non prevede l'applicazione di nessuna addizionale per lo scaglione da 0 a 15.000 e poi, come previsto dalla Costituzione, un progressivo e proporzionale adeguamento all'addizionale, quindi con gli altri 3 scaglioni, quelli da 15 a 28.000, da 28.000 a 50.000 e oltre i 50.000. E quindi ci sarà una progressività da questo punto di vista dell'addizionale, che ricordo perché ho visto che molti hanno scritto nel corso delle ultime settimane, e vi ringrazio per darmi questo tipo di opportunità di spiegare. L'addizionale che che tutti pagano dell'1,23% che trovate nelle buste paga o nelle trattenute, è sì scritta addizionale IRPEF regionale, ma è di pura competenza dello Stato, che poi naturalmente la riversa in particolar modo nella sanità. Quindi quelle sono risorse che non sono in capo alla Regione del Veneto. La possibilità che la Regione del Veneto ha è invece di applicare fino a un massimo del 2,10% un ulteriore addizionale che rimane in capo e rimane alla Regione del Veneto. Quindi 300 milioni che, secondo le indicazioni che riteniamo debba poi emergere eventualmente anche nel tavolo, largamente dovranno essere indirizzate alla fragilità, e quindi pensiamo alle famiglie, pensiamo al welfare, a chi in questo momento sta soffrendo e soprattutto avrà nel corso dei prossimi mesi, penso ad esempio alle case di riposo, visti i costi energetici dei altissimi rincari. Da questo punto di vista ci piacerebbe che il gettito dei 300 milioni fosse quasi considerato una sorta di tassa di scopo che va a dare sostegno alla famiglia e al welfare. È interessante, credo utile anche spiegare che questa tassa verrà pagata nel 2024, perché farà riferimento ai redditi del 2023, quindi avrà competenza e possibilità di essere spesa per la Regione nel 2023 e quindi dare subito queste risorse sul territorio, ma i cittadini la pagheranno, quelli che la pagheranno nel 2024.
Ecco, lei parlava di scaglioni no, a partire dai 15.000 euro di reddito in su, quindi diciamo dalla classe media sostanzialmente in su. Avete più o meno quantificato quanto potrebbe essere poi l'ammontare, perché poi è questo alla fine che la gente vuol sapere, no? Quanto mi verrà a costare se verrà approvata? Noi abbiamo fatto delle proiezioni, però in questo momento mi è un po' difficile poterlo dire, ma le spiego anche perché non vorrei, come dire, esautorare il Consiglio regionale, che poi è sovrano da questo punto di vista nella decisione delle aliquote. Insomma. Quello che stiamo cercando di creare come modello è che gran parte del gettito arrivi dagli over 50.000. Da chi ha un reddito superiore ai 50.000 euro. Assessore, un'ultima domanda. Lei prima accennava alle case di riposo e più volte, insomma, nei nostri telegiornali abbiamo raccolto, come dire, il grido di dolore che si sta levando da tanti istituti, no, per anziani che si trovano in grandissima difficoltà a causa degli aumenti delle bollette. In questo senso, diciamo, ci sono anche delle novità per quanto riguarda l'IRAP ridotta per appunto gli istituti per anziani? Beh, noi sì, nel senso che a prescindere da quella che sarà la manovra sull'addizionale IRPEF, domani presenteremo in prima commissione insieme con il bilancio, come dicevo, approvato il 16 di agosto, anche una manovra per alcuni codici Ateco, per alcune categorie economiche del nostro territorio che avranno un adeguamento, un innalzamento dell'addizionale. Queste risorse ci permetteranno di abbassare l'IRAP alle IPAB, dando un aiuto a questi istituti, ma soprattutto diventando uno strumento propedeutico poi alla riforma delle IPAB, che è una delle ultime grandi riforme che la Regione del Veneto dovrà nel corso del 2023 affrontare ed approvare, così come abbiamo fatto con le altre grandi riforme. Un'ultima domanda, Assessore. Oggi il governo di fatto inizia davvero a lavorare, ci sarà la fiducia prima alla Camera, poi al Senato. Abbiamo sentito prima in diretta una parte del discorso della Premier Giorgia Meloni, con un'apertura anche sull'autonomia tanto attesa, insomma, dalla nostra regione. Per quanto riguarda i bilanci regionali, con l'autonomia vogliamo spiegare che cosa davvero cambierebbe, vista la situazione appunto di cui lei ci parlava poco fa? Innanzitutto dobbiamo comprendere quante materie e che materie, però mi pare di capire che i trasferimenti che ci saranno, se ci saranno queste deleghe, saranno a costo storico, quindi non credo che da questo punto di vista ci sia, non è l'autonomia fiscale del Trentino Alto Adige, del Friuli Venezia Giulia, quella confidiamo nel tempo di poterla arrivare, perché sarebbe quella che ci permetterebbe di avere le risorse del nostro territorio. Quello che credo invece riusciremo a fare è amministrare meglio e probabilmente razionalizzare anche la spesa, quei servizi, quelle deleghe esercitate dal centro. E quindi in un prossimo futuro, così come credo abbiamo dimostrato nella sanità veneta, gestire direttamente nei propri territori cifre importanti. Vi ricordo la sanità veneta costa 9 miliardi e 600 milioni di euro all'anno, viene gestita interamente dalla regione, e naturalmente questa gestione diretta genera efficienza e credo anche delle economie di scala. Ecco, io credo che nelle deleghe che speriamo nel corso del 2023 inizieremo a vedere assegnate al Veneto, ci possano essere anche dei margini di miglioramento sia dal punto di vista del servizio erogato sia della spesa storica, e questo naturalmente ci permetterebbe, con i soldi che ci vengono trasferiti, di fare delle altre cose all'interno di quelle deleghe già assegnate. Grazie, allora io la ringrazio per essere stato con noi, Assessore, buona giornata e buon lavoro a Francesco Calzavara. Ci ritroveremo ad addizionale o meno approvate. Penso vedremo cosa succederà
nei prossimi giorni. Penso a breve, Grazie. quindi. Grazie all'assessore Francesco Calzavara, assessore al bilancio della Regione del Veneto. Ora chiedo alla regia se abbiamo già il nostro prossimo ospite. Ecco, lo vedo. Allora ringrazio per essere con noi il sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, tra poco ci sarà il 4° anniversario della tempesta Vaia che ha devastato il territorio bellunese, in particolare Roccapietore, no? Diventata un po' il simbolo della devastazione provocata da Vaia. A 4 anni di distanza, a che punto siamo? Ricordo innanzitutto che il Veneto ha avuto circa 200 comuni colpiti per un totale di 1 miliardo di danni circa. Solo Roccapietore ha totalizzato, se così possiamo dire, 150 milioni da solo di danni. Quindi l'epicentro, il vero epicentro di quello che fu la tempesta Vaia purtroppo è stato il nostro comune, e a questo è seguito subito un arrivo di fondi anche direi inaspettati, perché dall'Italia ci si aspetta sempre molta burocrazia. Invece in questo caso devo dire che la Regione si è mossa molto bene, il governo nazionale si è mosso altrettanto bene e i soldi sono arrivati, quindi abbiamo già fatto tantissimi lavori. Di quei 150 milioni di danni del comune di Rocca, io credo che 120 siano circa, sto parlando di cifre un po' a spanne, 120 siano coperti dal finanziamento post-Vaia, quindi 120 milioni di cantieri che sono ben visibili sul comune. Ben visibili, basta passare per la strada principale che sale al Passo Pedaia e ci si accorge di quanti lavori sono stati fatti e di quanti lavori ci sono ancora da fare o sono comunque in corso. Io mi ritengo soddisfatto, nel senso che vedo quello che succede in altre zone d'Italia e mi ritengo fortunato, insomma. Ecco, secondo lei quanto tempo ancora ci vorrà per poter ritornare all'aspetto, insomma, precedente al passaggio della tempesta? Ma io credo, come avevo detto subito dopo la mattina che avevo purtroppo visto con i miei occhi quello che era successo durante la notte, avevo detto al mio vice sindaco: qua ci vogliono almeno 5 anni. Quindi 2018-2023, fine 2023. Io credo che per la fine del 2023 molto sarà a posto e il comune sarà anche più forte di prima, nel senso che le opere che si stanno facendo, che andremo a vedere compiute, daranno una grande mano ad un territorio che è rimasto profondamente ferito, insomma. Senza quelle opere, quindi senza le briglie, i ponti, gli argini, le scogliere, il nostro territorio sarebbe stato molto vulnerabile, perché tutte le ferite lasciate da Vaia non si potevano non ricucire, ed è un lavoro di certosino che si sta facendo per ricucire appunto le ferite del territorio. Quindi io auspico di uscire da una situazione brutta come quella di Vaia a una situazione migliore anche nelle zone più delicate. Mi vengono in mente i serrai di Sottoguda, la grande briglia del Rude Valbona, piuttosto che la briglia di Santa Maria delle Grazie, il ponte di Laste, quindi un po' tutto il nostro territorio, che è grande, a circa 80 km quadrati, è stato profondamente toccato, ma siamo intervenuti ovunque, quindi bene, insomma.
Ecco Sindaco, le immagini che noi stiamo vedendo sono naturalmente quelle di 4 anni fa, quando veramente ci si presentò dinanzi agli occhi una scena che mai avremmo creduto possibile vedere, no? E questi milioni di alberi schiantati con queste immagini che hanno fatto il giro del mondo testimoniano, no? Come comunque al di là poi di quelle che sono le opere giustamente che sono state costruite, che speriamo siano ultimate quanto prima proprio per riportare in sicurezza e ripristinare insomma tutte quelle opere di cui lei ha parlato poco fa, senz'altro ci vorranno decenni affinché il bosco possa ricrescere così com'era, no? Chiaramente sono cose che richiedono tempi lunghissimi da parte della natura. Tra l'altro questo, no, ha comportato, ne avevamo parlato già in altri collegamenti, altri problemi, penso per esempio durante l'inverno, no, alle questioni delle valanghe, ai siti valanghivi, quindi si è aperta anche tutta un'altra prospettiva, no, per quanto riguarda la salvaguardia del territorio, che poi non è così facile da risolvere. Le chiedo di rispondere in breve perché dobbiamo chiudere proprio tra un minuto. Sì, la caduta degli alberi ha creato, come diceva lei, i nuovi siti valanghivi, ma non c'è solo questo. Il cambiamento climatico in corso che ha prodotto la tempesta Vaia sta producendo altre grosse problematiche, quali ad esempio l'attacco del coleottero che chiamiamo comunemente bostrico, che sta attaccando un quantitativo di legname ancora maggiore di quello rovesciato dalla tempesta Vaia. Questo è dovuto, secondo il mio modesto punto di vista, ad un cambiamento climatico enorme che c'è in corso e che nel corso dei prossimi anni sarà molto evidente. Il bostrico sta uccidendo i nostri alberi anche in punti dove Vaia non aveva colpito. Quindi l'abete rosso, generalmente l'albero più delicato che abbiamo, sta avendo grossi problemi anche in punti dove Vaia appunto non aveva colpito. Di questo dobbiamo prenderne atto, come dobbiamo prendere atto che sarà ben difficile ostacolare e curare l'attacco del bostrico tipografo, che è questo coleottero appunto micidiale. Quindi insomma la natura ci sta presentando anche un altro ulteriore conto, purtroppo, con il quale bisogna per forza fare i conti e speriamo che si trovi in qualche maniera una soluzione. Io la ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie mille ad Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore, buona giornata e buon lavoro. Giornata a voi. Grazie, un saluto. Noi siamo giunti al termine di questa prima edizione dei nostri telegiornali, tra poco torna lo spazio dedicato alla salute con l'ULSS 2 dalle 13:40, appuntamento con gli specialisti appunto dell'azienda sanitaria della Marca Trevigiana. Si parlerà di patologie vitreo-retiniche come la maculopatia, il distacco della retina e i traumi oculari. Ospiti Giuseppe Scarpa, direttore dell'oculistica del Cafoncello di Treviso, e Derry Roman Pognuz, dirigente medico dell'oculistica del Cafoncello. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. Buon pomeriggio, arrivederci. 3S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni. Benvenuti al meteo. L'autunno resta in stand-by, messo in pausa da un poderoso anticiclone che ormai da giorni porta a tempo stabile e un caldo anomalo. Il dettaglio di martedì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni in prevalenza buone, con cielo al massimo poco nuvoloso, a tratti localmente coperto per nubi irregolari. Graduale aumento delle nebbie in pianura e anche in qualche fondovalle nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 24 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove vedete avremo una maggiore variabilità. Fino al primo mattino cielo nuvoloso con piogge a carattere sparso. Nelle ore centrali generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata a partire da nord, lasciando spazio al sole. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. S Serramenti, interni ed esterni per ristrutturazioni e nuove costruzioni.